Ad un mese dal tragico naufragio del 3 ottobre, a Lampedusa nasce il Giardino della Memoria. All'Isola dei Conigli, riserva naturale, sono state messe a dimora 366 piantine, una per ognuna delle vittime, e accesi altrettanti lumini ai rintocchi di una campana nautica. Quello di ieri per il sindaco delle Pelagie Giusy Nicolini è il saluto di Lampedusa a quei ragazzi morti il 3 ottobre, ma anche a tutti i naufraghi di cui non si è mai avuta notizia, vittime della profondità del mare e avvolte dal silenzio. È una giornata che serve perché Lampedusa continui a dare un esempio per non dimenticare, un esempio per prendere un impegno sulle cose da fare. Riformare il diritto d'asilo, fare in modo che questi viaggi della speranza non esistano più, perché diventano inevitabilmente viaggi della morte, perché Lampedusa vuole continuare a raccontare una storia bella, una storia di vita, una storia di salvezza, e non vuole più ricevere morti e non vuole più restare da sola a vivere un peso troppo grande, insopportabile. E questo è anche un modo per dare un senso a quelle morti e prendere un impegno di futuro. È di futuro che dobbiamo ragionare, di futuro per loro, di futuro per Lampedusa, di futuro per il mare, per il Mediterraneo, di un futuro diverso. E questo è un modo per noi, per radicarla la memoria, per testimoniare che i morti, quelle bare, non sono solo numeri, ma sono persone a cui dobbiamo dare un nome. Questo Giardino della Memoria sarà un luogo dove spero i miei nipoti, i bambini di Lampedusa e non solo, possano venire qui a leggere un nome su quell'albero e a dire questo oggi non accade più. Presente ieri sull'isola anche il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, per depositare, come lui stesso ha spiegato, un fiore su ognuna delle tombe degli immigrati morti in mare e sepolti nell'isola, per onorare quei morti ma anche per ribadire che occorre modificare le politiche di immigrazione. E parole importanti sono state pronunziate anche dal parroco dell'isola, Don Mimmo Zambito. È come se fossero alcuni di noi che sono morti, perché Lampedusa è sinonimo di libertà, di allontanamento dalla guerra, dalle violenze. Che sia avvenuto questo tragico evento dopo 30 giorni è ancora appello a pensare a un mondo diverso, un mondo migliore, di cui noi lampedusani siamo protagonisti, non ci possiamo sottrarre per la nostra piccola parte. Intanto è arrivata una nuova ondata di sbarchi. Sono in tutto 545 i migranti salvati nel corso della giornata di ieri nel canale di Sicilia. La nave Sirio della Marina Militare ha soccorso 93 migranti che erano a bordo di un barcone in difficoltà, mentre la nave San Marco, dopo aver soccorso in mattina 200 migranti a sud di Lampedusa, ha raggiunto un'imbarcazione individuata da un elicottero della Marina a 44 miglia a largo dell'isola, prendendone a bordo altri 214. Su una piccola barca in vetroresina 29 siriani hanno cercato di attraversare il canale di Sicilia, ma hanno rischiato il naufragio a 40 miglia a sud di Lampedusa. Grazie ad una segnalazione satellitare il gruppo è stato raggiunto da una motovedetta della Guardia Costiera, il cui equipaggio ha preso a bordo i migranti. Infine 19 uomini su un gommone sono stati soccorsi a poca distanza da Lampedusa dalla Guardia Costiera e accompagnati sull'isola.